Tragedia a Paese, 33enne operaio di Badoere di Morgano si tuffa in un laghetto di pesca sportiva e non riemerge più, il corpo recuperato dai vigili del fuoco, il dramma sotto gli occhi degli amici. Mauro amava fare festa, stare con gli amici, adorava la pesca, così con le lacrime agli occhi parla la sorella Viviana, accanto alla mamma Antonia che non riesce a darsi pace per quanto accaduto. A Ponte di Piave, bimba di 3 anni investita da una fiammata assieme al padre durante un barbecue, l'uomo ferito lievemente, la piccola ricoverata al centro Grandi Ostionati di Verona. Marmolada, il bilancio è definitivo, 11 le vittime di queste 8 i veneti, compreso il trevigiano Gianmarco Gallina di Montebelluna. Oggi l'esito dei riscontri sul DNA per Zaia è finita nel peggiore dei modi. Attentato esplosivo alla sede della Lega a Villorba, la Corte d'Assise accoglie la richiesta della Procura, l'anarchico spagnolo condannato a 28 anni di reclusione per terrorismo. Un'altra croce sulla strada, 34enne pakistano di Oderzo perde il controllo dell'auto e finisce contro un platano a levata di Ponte di Piave, lungo la Postumia. Pattuglie e controlli presidi fissi tra stazioni dei treni, Parco Manini e le piazze principali della città. A Montebelluna il giro di vita dei carabinieri dopo gli ultimi episodi che hanno visto protagonisti anche giovanissimi. Alpini, il secondo giorno di adunata triveneta ad Asiago, stamane l'emozione della memoria con la suggestiva messa sull'Ortigare, intanto continua la festa, domani lo sfilamento delle penne nere per le vie della città che Antenna 3 seguirà in diretta dalle 8:30. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso e dunque l'avete visto e sentito dai titoli. La nostra edizione si apre con una ampia pagina di cronaca a partire dalla tragedia consumatasi la scorsa notte a Paese. Una serata con gli amici, praticando quella passione di sempre, la pesca. L'arrivo in serata a Laghetto Azzurro in Via Levante a Paese, poi 2 chiacchiere, le risate e quella decisione fatale, un tuffo nelle acque gelide. Mauro Libralesso, esperto nuotatore, ha fatto qualche bracciata, poi un malore improvviso. Il 33enne è scomparso davanti agli occhi degli amici. Lo hanno chiamato, hanno urlato, ma a quell'ora, a luna di notte, a Laghetto era buio, nessuna illuminazione. È calato un silenzio drammatico, rotto poco dopo dal suono delle sirene dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Treviso con il nucleo sommozzatori di Venezia. Il corpo di Mauro è stato trovato ad una profondità di 5 metri, portato a riva. Gli uomini del suo M118 hanno tentato di rianimarlo, ma il cuore del 33enne non ha più ripreso a battere. Doveva essere un momento di allegria, pescando e ridendo, ed invece in un attimo la serata si è trasformata in tragedia. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Paese. Questa mattina sono stati ascoltati dai militari gli amici che erano con lui. Avevano pensato in un primo momento che volesse scherzare. Lui, dicono, era così, ma poi si sono accorti che non riemergeva. Questa mattina a Laghetto Azzurro per la pesca sportiva è arrivata anche Katia Uberti, sindaco di Paese. In piena notte all'1:30, sapete bene che l'acqua è già gelida di suo, perché qui raggiungiamo i 30-40 metri di profondità. Sono quei divertimenti, quegli scherzi che talvolta purtroppo fanno pagare cara. E in questo caso magari l'epilogo è stato veramente tragico, inaspettato sicuramente, ma tragico. Ora saranno i carabinieri ad indagare su questa tragedia. In passato quest'area veniva utilizzata per le feste. L'amministrazione qualche anno fa ha intimato al proprietario di non organizzare più, di non dare più autorizzazione all'organizzazione di festicciole, perché comunque era un sito adibito a questo. Abbiamo monitorato assieme alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, questo non si è più verificato, purtroppo è successo pescando. Il comune aveva detto basta alle feste perché il laghetto, profondo 40-50 metri, era pericoloso. Qui si pescano carpe. Mauro era solito venire in questa struttura, ci racconta un ragazzo. Lui veniva qua spesso? Sì, era sempre qua, sì. Sì. Che cosa hai pensato quando hai sentito una cosa del genere? Ma io l'ho saputo questa mattina e al primo mi è dispiaciuto molto. A Laghetto questa mattina alcuni ragazzi sono tornati a pescare e increduli guardavano verso la casetta dove Mauro si è tuffato senza più riemergere. La procura ha aperto un'inchiesta. Abbiamo raggiunto a Badoere di Morgano la famiglia del 33enne, sentite le loro parole. La mamma Antonia ed una delle sorelle, Viviana, escono dalla porta, gli occhi arrossati di chi non ha più lacrime per piangere. Non vogliono essere riprese, ma ci parlano di Mauro, operaio in un'azienda di Albaredo, delle sue passioni, i suoi sogni e la sua allegria. Pieno di vita, non aveva
aveva voglia di divertirsi finché poteva, finché non aveva famiglia a carico, se l'è goduta, aveva tanti amici, tutti che gli volevano bene. Ci raccontano delle due cose che amava di più, la pesca e i funghi. Mauro metteva il cuore in ogni cosa, era pronto, dice la sorella, ad aiutare chi aveva bisogno. Sapeva nuotare molto bene, era sempre in acqua, ci raccontano. È un posto dove lui andava spesso, ci dicevano. Spessissimo, se non era lì 3 giorni a settimana. Anche perché c'erano gli amici, Sì, anche altri, loro andavano a infatti. trovarli, Su questa tragedia, la mamma Antonia, chiamata nel cuore della notte dai carabinieri, non riesce a darsi una spiegazione. Lei si è fatta un'idea di che cosa può essere accaduto? Ha notato, non si sa se perché per fare una bravata, per vedere se arrivo là, che non so. Giochi, Sì, così. io vado più in là di te, sono più bravo di te, tra di loro, ma pensiamo noi. Mio figlio non c'è più, dice, il resto non conta. In mattinata arriva anche il sindaco di Morgano, Daniele Rostirolla. La seconda tragedia che ci colpisce da vicino è una giovane vita, ho incontrato la famiglia e mi unisco a loro, al loro dolore con un grande abbraccio. Mi dispiace tantissimo, Mauro era un bravissimo ragazzo, un ragazzo con la testa sulle spalle, amava la pesca e la sua passione proprio della vita era la pesca veramente, e ieri sera con i ragazzi sono andati a pesca. È stata, dice, una tragica fatalità. Vorrei che non si parlasse di bravate, non si parlasse di goliardia. Mauro aveva la testa sulle spalle, era un bravissimo ragazzo, sapeva come comportarsi, è destino che è capitato così. A Ponte di Piave un dramma, una bimba di 3 anni che si trova ricoverata adesso in gravi condizioni al centro Grandi Ustionati di Verona. È stata investita da una fiammata di ritorno del barbecue che il padre stava facendo sul terrazzo. È successo appunto a Ponte di Piave. Si trova al centro Grandi Ustionati di Verona, dove è stata portata in elicottero dai sanitari del SUEM 118 una bambina di appena 3 anni investita dalle fiamme del barbecue che il padre, un uomo di 54 anni di origini algerine, aveva acceso sul terrazzo di casa, un'abitazione in pieno centro a Ponte di Piave, in piazza Garibaldi. Sono circa le 13 quando la piccola viene raggiunta da un ritorno di fiamma innescato da del liquido infiammabile. Nelle immediate vicinanze è stata infatti ritrovata una bottiglia. L'incendio, che ha interessato soltanto il terrazzo, è stato presto spento da un vicino di casa, mentre i vigili del fuoco di Motta di Livenza hanno messo in sicurezza la zona dell'incidente. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Oderzo con ustioni lievi per poi essere dimesso nel pomeriggio. I timori sono tutti per la bimba, che avrebbe riportato ustioni sull'85% del corpo. Con lei a Verona si trova la madre. A ricostruire la dinamica in queste ore sono i carabinieri della compagnia di Conegliano. La tragedia della Marmolada ha quasi una settimana dal disastro, il bilancio è ora definitivo, sono 11 le vittime, le croci sulla Marmolada, di questi 8 i veneti, tra questi anche il trevigiano Gianmarco Gallina di Montebelluna. A sancirlo l'esito dei riscontri sul DNA è finita nel peggiore dei modi, ha commentato il governatore Zaia. Vi posso confermare che abbiamo identificato tutte le vittime, tutti i cadaveri e ovviamente assegnato le porzioni cadaveriche che purtroppo sono rimaste a disposizione e abbiamo dovuto appunto assegnarle a ciascuno, quindi anche il soggetto che mancava, diciamo, all'appello rispetto alle famiglie richiedenti è stato identificato. A poco meno di una settimana dalla valanga di rocce e ghiaccio che ha sconvolto la Marmolada, il bilancio è definitivo. A comunicarlo poco prima delle 13 a Canazzei Gian Pietro Lago, comandante di quei RIS di Parma, che in 48 ore sono riusciti a chiudere il cerchio delle identificazioni tramite DNA, ponendo almeno un limite all'angoscia dei familiari. Possiamo dire di aver chiuso il cerchio in tempi molto rapidi e fermare il numero a 11 come in qualche maniera si ipotizzava, quindi ad oggi non ci sono elementi per poter pensare a ulteriori
soggetti interessati all'evento. Alle 6 vittime identificate subito, i 3 vicentini Filippo Bari, Paolo Dagni e Tommaso Carollo, la trentina Liliana Bertoldi e i 2 turisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martin Uda, ora si può aggiungere l'elenco delle persone reclamate, i 2 coniugi cittadellesi Davide Miotti ed Erika Campagnaro, i fidanzati Emanuela Piran e Gianmarco Gallina, la prima di Bassano, il secondo di Montebelluna e il 22enne vicentino Nicolò Zavatta. 8 quindi le vittime venete che fanno dire al presidente Luca Zaia che è finita nel peggiore dei modi, non c'è più speranza, siamo vicini ai familiari delle persone che hanno vissuto una delle più brutte pagine di storia delle nostre montagne, un episodio che si fa fatica ancora ad accettare e a comprendere. Le parole del governatore. Le loro salme saranno però riconsegnate solo a ricerche concluse, sul luogo della tragedia ci sono ancora dei resti, le ricognizioni sia via terra che con droni proseguono. Ora, in questo momento, le ricerche continuano con i droni come avvenuto nei giorni scorsi. Questo accadrà anche domani. Domani ci sarà una suddivisione in 3 squadre, in 3 zone diverse della montagna, mentre finora veniva fatto con una squadra che lavorava congiuntamente, da domani saranno 3 squadre su 3 zone diverse. Le ricerche andranno avanti almeno per altre 2 settimane, confermano dal Soccorso Alpino, anche per rispondere alle eventuali domande dell'inchiesta della Procura di Trento aperta per disastro colposo. Se da un lato gli inquirenti tendono a escludere la prevedibilità dell'evento, i familiari delle vittime sono intenzionati ad andare fino in fondo. Ci sono poi feriti, 7 quelli ricoverati, di questi 2 tuttora in gravi condizioni. È il caso di Davide Carnelli, il trentino in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso. Dimesso nelle scorse ore il turista tedesco che si trovava all'ospedale di Feltre. Migliora anche la donna sempre tedesca che invece è al San Martino di Belluno. Ed è poco fa si è conclusa nella chiesa di Canazei la messa in suffragio delle vittime della Marmolada, che è stata ufficiata dall'arcivescovo di Trento, Monsignor Lauro Tisi, e dal vescovo di Vicenza, Monsignor Beneminio Pizziolo. Vicenza è la provincia che ha pagato lo scotto peggiore, il bilancio peggiore di vittime in questa tragedia. Tante le persone che hanno voluto esserci proprio per ricordare, per omaggiare con il ricordo e la memoria le vittime della Marmolada. Nessuna parola riesce a interpretare e a contenere il dramma che stiamo vivendo, e così l'arcivescovo di Trento ha detto durante l'omelia. Allora sentiamo un piccolo passaggio proprio della sua omelia. L'intensità della sofferenza di queste ore domanda di misurare le parole per non correre il rischio di ferire ulteriormente chi da domenica scorsa fa i conti con un dolore inconsolabile per la morte improvvisa e violenta degli affetti più cari. Il silenzio è l'atteggiamento meno improprio per accostare il volto rigato dalle lacrime di quanti sono stati privati in un attimo della possibilità di dialogare, sorridere, far festa con i propri familiari ed amici. Nessuna parola riesce a interpretare e a contenere il dramma che stiamo vivendo. La messa in suffragio nel giorno in cui c'è stato lutto cittadino a Canazei e in tutta la Val di Fassa. È stato abbastanza pesante, diciamo, all'inizio non si capiva cosa è successo, però poi una volta con il passaggio dei vari mezzi, polizia, pompieri, elicotteri, si è capito che qualcosa di grave è successo. È abbastanza brutto da vivere una situazione del genere. È abbastanza tosta, vedere andare avanti e indietro gli elicotteri non è stato molto bello. Secondo lei è una cosa che era prevedibile? No, non era prevedibile. Purtroppo no, in montagna succedono queste cose. Da un lato il cordoglio e l'apprensione, dall'altro gli interrogativi su una tragedia ancora difficile da definire. Resta un clima pesante a Canazei anche nel giorno del lutto. Su tutte una domanda: la strage della Marmolada era in qualche modo prevedibile?
Si poteva evitare, aspettare qualche giorno quando la temperatura era un po' meno elevata? Non so. La gente era un po'... non sapeva che cosa dire, ci meravigliava che delle guide esperte fossero andate su. Ecco, tutte le meraviglie erano quelle lì, perché dice gente che sa poteva evitare, poi le fatalità sa com'è. Il dopo tutti sanno dirlo quanto è capitato. Quando si va in montagna ovviamente si sa dei rischi che possono essere, nessuno poteva prevedere il crollo di un ghiacciaio simile. Una settimana difficile per l'intera montagna, anche per il versante bellunese della Marmolada. Sinceramente mi sono chiesto in questi giorni cosa si può fare. E io penso che la cosa che possiamo fare è garantire un maggior numero di informazioni possibili a chi viene in montagna, in modo da poi dare tutte quelle che sono le coordinate per cercare di arrivare nei luoghi di montagna in maniera il più sicuro possibile. È chiaro che poi la responsabilità spetta alle persone, perché poi sono loro che devono decidere cosa vogliono fare. Intanto i drammi continuano in montagna. Un escursionista 68enne di Roma è morto precipitando oggi dal Lagazzuoi sopra Cortino. L'uomo si trovava con la moglie e un'altra persona, si stava dirigendo all'ingresso a Monte delle Gallerie quando è inciampato, cadendo a lato del sentiero e precipitando nel vuoto. Dopo aver imbarcato un tecnico del soccorso alpino di Cortina che si trovava casualmente sul posto, l'elicottero ha effettuato la ricognizione della parete, individuando poi il corpo privo di vita un centinaio di metri più in basso. Un salvataggio invece è accaduto ieri sera sulle cime di Lavaredo. Un alpinista austriaco di 65 anni è rimasto, pensate, sospeso, lo vediamo nelle immagini, a 2700 metri di quota. È accaduto ieri sera quando la centrale è stata allertata di questo 65enne che insieme alla moglie, calandosi in corda doppia dalla vetta della cima grande di Lavaredo, era rimasto sospeso nel vuoto. Dunque è stato poi salvato dagli uomini del soccorso alpino e riportato sano e salvo a terra. Questo è il salvataggio, dunque davvero incredibile per questo escursionista che ha rischiato la vita. Torniamo a Treviso, torniamo nel capoluogo della Marca. Oggi era attesa infatti la sentenza per l'attentato esplosivo alla sede della Lega, il K3 a Villorba nel 2018. Il verdetto è arrivato nel primo pomeriggio. È la risposta dell'ordinamento democratico che non si lascia intimidire e che dunque ha dimostrato di avere in sé gli anticorpi per reagire a queste situazioni. La richiesta della pubblica accusa, rappresentata dai PM Roberto Terzio e Alessia Tavarnesi della Procura distrettuale di Venezia, è stata accolta. 28 anni la condanna in primo grado pronunciata dai giudici della Corte d'Assise di Treviso nei confronti di Antonio Sorroce Fernandez, il 45enne anarchico spagnolo ritenuto responsabile dell'attentato esplosivo dell'agosto del 2018 alla sede provinciale della Lega al K3 di Fontane di Villorba. Confermato lo stralcio dell'accusa di strage, Sorroce, attualmente in carcere a Terni, è stato riconosciuto colpevole di attentato ai fini terroristici ed eversivi e di fabbricazione e porto di ordigni esplosivi. È una sentenza che conferma l'ipotesi accusatoria e la responsabilità dell'imputato nel posizionamento dell'ordigno, conferma anche la gravità che siamo andati da subito evidenziando circa la condotta. Nessun commento alla luce della sentenza da parte del difensore di Sorroce, l'avvocato Flavio Albertini. Nessuna presenza in aula al di là di magistrati, avvocati e forze dell'ordine, se non al mattino 5 esponenti del movimento anarchico che hanno lasciato il tribunale, presidiato da polizia e carabinieri, molto prima del pronunciamento dei giudici. Nessun disordine quindi come quelli che c'erano stati un mese fa, quando l'accusa aveva avanzato la pesante richiesta di condanna e gli anarchici avevano bloccato il PUT. Oltre ai 28 anni di reclusione, Sorroce dovrà trascorrerne altri 3 in libertà vigilata. Disposto a favore della parte civile la Lega un risarcimento di 30.000 euro a fronte dei 50.000 richiesti e il pagamento di altri 17.000 euro di spese processuali. Ciò che premeva al di là della qualificazione giuridica dei fatti era affermare il principio che appunto le condotte non restano impunite e che la possibilità di ciascuno di noi, indipendentemente dalle
orientamenti politici, ma di professare la propria fede politica, di attuarla in concreto, non deve essere messa in discussione. Pochissimi istanti di pubblicità, torneremo alla cronaca fra poco, prima però al rientro andremo ad Asiago per gli alpini, a fra pochissimo. Rieccoci allora in diretta, il secondo giorno della adunata triveneta degli alpini ad Asiago, è stato il giorno carico anche di emozioni questa mattina della celebrazione sull'Ortigara. Allora riviviamo con Ferdinando Garavello questa mattinata davvero carica di emozioni e di memoria. Sono le 6:15, gli alpini si preparano a partire dal parcheggio dello stadio del ghiaccio di Asiago, si va in Ortigara e noi andiamo con loro. Fino a qui si arriva in macchina, la colonna si ferma qui e adesso si parte e si arriva sull'Ortigara a piedi. Mezz'ora, 3/4 d'ora di passeggiata per chi è salito con i mezzi messi a disposizione dagli alpini, un paio d'ore, anche di più per chi è salito a piedi. Le penne nere comunque sono arrivate alla colonna Mozza, siamo in cima all'Ortigara, comincia qui il pellegrinaggio, comincia qui la giornata più importante. Tempo di farsi qualche fotografia in cima alla montagna sacra degli alpini e poi è già il momento della messa con i discorsi delle autorità presenti e con tantissime persone, non solo alpini ma anche amici, simpatizzanti, che hanno deciso di partecipare alla celebrazione. Quindi finalmente la cerimonia davanti alla colonna Mozza con il labaro nazionale, con tutti gli alpini schierati con una corona di fiori deposta per onorare i caduti. E l'emozione è davvero fortissima per tutti. E basta guardare quanta gente che sta arrivando su questa terra sacra degli alpini. Una grande emozione comunque per voi? Una grande emozione anche per me, anche ieri quando ho parlato al sacrario mi sono un po' emozionato. Grazie. E dopo la toccante cerimonia in Ortigara, la deposizione di una corona, gli onori anche al cibo austriaco per ricordare tutti quelli che hanno perso la vita qui sull'Ortigara. Si chiude così questa parte così importante del raduno del terzo raggruppamento. Dalla cima dell'Ortigara si vedono tutte le montagne attorno, si vede la Valsugana che un tempo durante la prima guerra mondiale era il nemico, adesso chi è caduto qui rivive nella memoria di chi è stato qui oggi per non dimenticare, dice la colonna Mozza, uniti nella pace. Da Ferdinando Garavello a Lucio Zanato in diretta da Asiago. A te Lucio. Sì, buonasera ai telespettatori del telegiornale di Antenna 3. Mi trovo dietro, anzi di fronte al municipio, ma dietro quello che è lo sfilamento e l'area, diciamo, dove questa sera ci sarà la grande festa dei 15.000 che hanno invaso pacificamente qui a Asiago. Sono venuto qui e sono con tutti i trevigiani perché? Innanzitutto perché vogliamo ricordare non solo la prima adunata del 1920, quella adunata che è stata fatta proprio sul Monte Ortigara con la colonna Mozza, e per non dimenticare. Sono venuto qui e sono venuto con chi in questo momento invece ricorda la Giulia e ricorda l'Armir, ricorda anche i caduti della seconda guerra mondiale, perché gli alpini sono stati anche questo. Questa divisa di ricordo che cosa ricorda? Allora, questa divisa è il modello 40 e diciamo rievoca quello che è stato il periodo passato dal battaglione Gemona in quel periodo della seconda guerra mondiale.
Quindi la famosa ritirata di Russia, perché va ricordato che la Giulia si sacrificò proprio per riuscire a mandare a casa tanti soldati italiani finiti su quel fronte davvero maledetto, in una guerra altrettanto maledetta. Grazie, perché comunque valeva la pena far vedere questa cosa. Qui invece abbiamo il coro, però in mezzo al coro abbiamo anche il presidente Francesco Introvigne, Vittorio Veneto. Buonasera Presidente. L'abbiamo convocata perché vogliamo sentire il suo commento su che cosa ha detto il Presidente Favaro sia ieri sia oggi, perché l'argomento degli alpini qui è anche Rimini. Buonasera a tutti, innanzitutto non voglio commentare quel che ha detto il Presidente, ma semmai ribadire quello che ricordo, è un concetto che ha espresso. Oggi ci sono stati peraltro 3 interventi di grosso spessore su all'Ortigara, quello del generale comandante delle truppe alpine, generale di Corpo d'Armata Ignazio Gamba, poi quello appunto del nostro Presidente Sebastiano Favaro, ma anche quello del Vescovo Sua Eccellenza Cipolla, Vescovo di Padova. Tornando al nostro Presidente, direi che ha ribadito in modo fermo, chiaro, ma anche con una pacatezza straordinaria, proprio lassù dove sta la nostra storia, quelli che sono i valori fondanti della nostra associazione, cioè ovvero quelli dell'appartenenza, della solidarietà, della fraternità, quelli dell'aiuto incondizionato, senza se, senza ma, assolutamente totale laddove c'è bisogno, e come è sempre stato è anche l'auspicio per il futuro, soprattutto rivolto ai nostri giovani, a cominciare dai campi scuola che avranno inizio proprio a giorni. Ma importante era ribadire proprio la storia nostra, storia patria, su cui poggia appunto la nostra opera, e il richiamo alla memoria, perché soprattutto attraverso il ricordo della storia, della memoria, possiamo prospettare ai nostri giovani un futuro certamente diverso da quello che la società moderna per certi versi ci propone. Però il Presidente Favaro è stato anche altrettanto netto nel dire se qualcuno ha sbagliato deve pagare, però gli alpini non vanno infangati. Assolutamente è vero. Esattamente così, noi vogliamo la verità, solo la verità, vogliamo che venga appurato fino in fondo ciò che è stato, ma soprattutto respingiamo fermamente quello che sono accuse infondate, che non sono provate e che servono solo a denigrare quello che noi siamo, un valore patrio, quello che noi rappresentiamo nella società nostra, e quindi anche la dignità e il rispetto che ci è dovuto. Premesso, come ripeto e come ha detto il Presidente, che chi è sbagliato deve essere punito e deve pagare. Però non bisogna massificare, ma se vi sono responsabilità solo a livello individuale e non certo del corpo degli alpini. Grazie, perché comunque qui ad Asiago la serata, il pomeriggio e la serata si svolgerà come sempre nell'alpinità, e quindi sarà la miglior dimostrazione di che cosa vuol dire essere alpino ed essere tutti insieme. Prima di chiudere però noi torniamo ad Adriano Giuliato, perché il nostro reportage iniziale, i primi servizi che abbiamo fatto da Treviso erano con Adriano Giuliato e la Mula Asia. Oggi all'Ortigara doveva esserci anche lei, poi per problemi logistici non c'è stata. Comunque il ricordo anche delle truppe sommeggiate è arrivato lo stesso alla colonna Mozza. È arrivato lo stesso perché mio figlio comunque è andato su, naturalmente Asia non ce l'ha fatta, non per merito suo, per colpa sua, ma per impedimenti vari non è potuto arrivare lassù. E comunque è una questione di sicurezza, diciamolo pure. Esatto, domani gli alpini sanno anche fermarsi quando si deve. Indubbiamente sì, domani comunque sarà in sfilata, indubbiamente, perché l'abbiamo portata anche per quello, per far vedere che gli alpini amano i muli, anche se non sono della Naia, ma li amano comunque. Grazie a Adriano Giuliato. Allora, giusto per dire, domani 8:30 comincerà la grande diretta di Antenna 3 che seguirà momento dopo momento lo sfilamento, e naturalmente se ci saranno le fanfare nel corso dello sfilamento non ci saranno i cori, che invece ci saranno questa sera. Allora, siccome vogliamo darvi un assaggio dei cori, abbiamo qui i nostri alpini che chiudono il collegamento con un coro. Che cosa ci fate ascoltare? Sul cappello. Allora, con Sul cappello le prime note le lanciamo e poi a te la linea, Nicola. Via. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve la bandiera. Su quei monti a releggiar, A te
te Nicola. Grazie Lucio, davvero grazie anche per questo omaggio con il coro, lo hai ricordato tu, lo ricordo anch'io, lo ricorderemo anche alla fine del telegiornale. Domani la giornata clou, lo sfilamento delle penne nere per le vie della città di Asiago. Allora, come sempre, Antena 3 sarà in diretta per raccontare le emozioni dell'appuntamento più sentito, dando anche a voi, come sempre, telespettatori, la possibilità di commentare con i vostri messaggi o WhatsApp o via SMS al 351 175 5340, lo ricordo, 351 175 5340. L'appuntamento è dalle 8:30 di domani mattina. Torniamo adesso alla cronaca dopo questa parentesi di festa, di memoria e di ricordo. La cronaca ci riporta nella Marca trevigiana e ci riporta purtroppo ai drammi sulle strade, l'ultima tragedia avvenuta questa mattina a Ponte di Piave. Una cerimonia di preghiera dalle 4 alle 7 al Centro Culturale Islamico di Ponte di Piave. Poi Ahmad Arfan, 34enne pakistano residente a Oderzo, è salito in macchina con altri 3 amici connazionali per tornare a casa, ma non c'è mai arrivato. La stanchezza, un colpo di sonno, la Fiat Punto su cui stavano viaggiando ha sbandato improvvisamente lungo la Postumia e all'altezza di Levada è finita contro un platano. Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo. Il 34enne è morto sul colpo, mentre uno dei 3 amici ha riportato ferite alla testa. Gli altri 2, illesi ma sotto shock, hanno chiamato disperati i soccorsi. Sul posto il SUEM, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Impossibile fare qualcosa per Ahmad, ennesima vittima sulle strade della Marca. 10 ore prima i vigili del fuoco erano già stati impegnati in via Castagnè a Volpago del Montello per un'altra fuoriuscita autonoma, ferito il conducente. I pompieri arrivati da Montebelluna hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto il guidatore, preso in cura dal personale del SUEM e trasferito in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate dopo circa 2 ore, con il recupero del mezzo da parte del soccorso stradale. E c'è un intervento dei Vigili del Fuoco di stamani in via San Giuseppe a Conegliano per l'incendio di un'auto elettrica divampato all'interno di un'officina di una concessionaria. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. I pompieri sono arrivati con un'autopompa e un'autobotte, hanno circoscritto e spento le fiamme evitando il coinvolgimento di tutta la struttura. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni sono durate circa 2 ore. A Montebelluna adesso, dove c'è un vero e proprio giro di vite da ieri sera da parte dei carabinieri dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno visto coinvolti anche dei ragazzi molto giovani. Ce ne parla il comandante di Montebelluna, il capitano Gabriele Favero. Sentiamolo. Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio con l'impiego di diverse pattuglie delle stazioni dipendenti e del nucleo operativo e radiomobile. Un dispiegamento di forze che sarà messo in campo per tutta la durata dei giovedì in centro e durante tutti i weekend estivi, con l'intento di prevenire gli eccessi registrati nelle scorse settimane e che hanno visto protagonisti anche gruppi di ragazzi molto giovani. I controlli sono e saranno effettuati nei pressi della stazione ferroviaria, Parco Manin e nelle piazze centrali. Tutta l'area del centro sarà costantemente monitorata sia dalle pattuglie appietate che da militari in abiti borghesi. In particolare in piazza Marconi è stato realizzato un presidio fisso con l'impiego di una stazione mobile per offrire un servizio di maggiore prossimità ai cittadini e ai titolari dei numerosi esercizi commerciali presenti, nonché un sicuro punto di riferimento anche per la raccolta delle denunce. Questo dunque il giro di vite dei carabinieri a Montebelluna dopo i tanti episodi, troppi episodi di queste ultime settimane, anche degli scorsi giorni. A Treviso il lutto in queste ore per la morte di Ciro Perusini, l'ex assessore e presidente di Italia Nostra, spentosi a 86 anni alla casa dei Gelsi, dove era stato portato negli ultimi giorni per l'aggravarsi delle sue condizioni già minate negli ultimi anni dopo un incidente domestico. Stimatissimo ingegnere con la passione per la politica, negli anni 80 fu prima consigliere comunale, poi assessore ai lavori pubblici, protagonista di numerose battaglie ecologiste. Fu anche presidente dell'Ateneo Trevigiano nel 2012 e a quest'anno si riferiscono le immagini che vedete, l'ultimo impegno in politica partecipando alle primarie del centro-sinistra come candidato sindaco, uscendone poi sconfitto. A piangerlo la moglie Paola Maso, 2 sorelle e tantissimi amici e colleghi conosciuti negli anni in città, attesa per la data dei funerali. Torniamo a Ponte di Piave, una cerimonia ufficiale questa mattina dove i ragazzi di terza media hanno salutato la fine del loro primo ciclo di studi con il tradizionale lancio del tocco come gli universitari. Della terza media della scuola secondaria di primo grado, 3, 2, 1, tocco!
Così i ragazzi di terza media della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave hanno salutato la fine del loro primo ciclo di studi. Emozionati, dal prossimo anno inizierà per loro una nuova fase della vita, un nuovo percorso scolastico. Teatro della cerimonia, la residenza per anziani Gianni Marin. Sono con voi per il vostro impegno, va bene, il vostro lavoro, dello studio, e vi auguro un futuro così bello come c'è stato fino adesso per voi. Hanno guardato le nuove generazioni, gli anziani i più emozionati dei ragazzi. Sono 89 gli studenti che hanno ricevuto l'attestato. Presente anche il sindaco di Ponte di Piave Paola Roma, che ha consegnato 4 borse di studi. L'essere qui, ha detto il primo cittadino, ci dà la possibilità di avere insieme voi ragazzi e i nostri anziani, che sono la testimonianza di quello che siamo stati. Poi lancia un appello. Non dimenticatevi mai da dove venite, dalla vostra Ponte di Piave, ma soprattutto ricordatevi che il futuro è nelle vostre mani e abbiamo bisogno di voi per tutto quello che significherà costruire insieme le prossime generazioni future. Siamo in chiusura, io vi ricordo domani la giornata conclusiva della Dunata Triveneta o il raduno Triveneto delle Penne Nere, come preferite, con lo sfilamento delle Penne Nere per la via della città di Asiago. E allora, come sempre, in diretta Antena 3 seguirà il momento più emozionante e più atteso della Triveneta dalle 8:30 del mattino. Vi racconteremo minuto per minuto la giornata e daremo, come sempre, a voi telespettatori la possibilità anche di commentare, di lasciare un vostro messaggio o WhatsApp oppure SMS allo stesso numero 351 175 5340. Lo ripeto, 351 175 5340, ma verrà mostrato costantemente anche domani. Appuntamento dalle 8:30 di domani mattina. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al Meteo. Si rinforza l'anticiclone delle Azzorre sul nostro territorio. Ci attende una domenica 10 luglio all'insegna della stabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo in prevalenza soleggiato, salvo per temporanei passaggi di nuvolosità. Avremo più nubi, infatti, soltanto sui monti e lungo le zone costiere. Temperature minime tra 14 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo in genere poco nuvoloso con venti a regime di brezza. In montagna sarà possibile una locale nuvolosità pomeridiana un po' più consistente. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime sui 28-31 gradi. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato. Al pomeriggio il tempo sarà variabile con possibilità di qualche debole pioggia sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 31-32 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.